Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi andiamo a trovare Mr. VLR Workshop nel suo regno, vediamo un po' cosa ci mostra. Piccola deviazione ed eccoci qua. Oh, che bell'albero. C'è anche il parcheggio per le bici. Permesso. Oh, Vai là, Davide! eccolo qua, il Capitan VLR. Come andiamo? Sei andato in bici? Oggi abbiamo fatto un girettino, ero di passaggio, ho detto andiamo a trovare Mr. VLR Workshop. Grande. Come va la bici? Tutto bene? Ottimo come sempre. Grande. Mi raccomando, controllala spesso per prevenire qualsiasi rogna, soprattutto ultimamente. Giusto, giusto. Mostrami un po' il tuo regno. Hai visto che bel mezzo qua, sotto mano? E si lavora. Guarda qua che bell'ambiente di lavoro. È fondamentale l'ergonomia, hai visto anche il braccio pneumatico. Questo sì. Questo serve per fare molte lavorazioni in precisione e per prevenire brutte magagne. E mal di schiena soprattutto. Esatto, questa è quasi finita. Oggi che lavori stiamo facendo qua? Ma abbiamo fatto spurgofreni a questa bellissima bici, cambio gomme e adesso siamo a registrare il cambio dopo aver sostituito la falsamaglia, cambiata di colore così il cliente ce l'ha più visiva. Vedete che oro? Come possiamo notare tratta i seguenti marchi. Sì, marchio canadese Banshee, telaie di nicchia dove una persona può completamente personalizzare la propria bici. Poi abbiamo sempre i componenti che vanno a dargli il contorno, dai dischi Galfer spagnoli a Spank Industries su tante colorazioni, oltre a queste disponibili al magazzino, e anche PMP, che è un marchio di ruote italiano dove puoi andare a personalizzare il rim con la grafica, in questo caso VLR, Che con bella questa roba. particolare valvola che evita l'intasamento del lattice, e poi, come è dimostrato, con anche sistemi antiforatura come Tubolite per ovviamente tenere la lama al meglio dei modi. Si adattano alle colorazioni delle bici e sono molto apprezzati anche come rapporto qualità-prezzo. Made in Italy, Ovviamente gli attrezzi del mestiere non mancano mai, di Sì. ottima qualità, mi pare di aver C'è capito. abbastanza ordine, insomma. Diciamo che oggi siamo a fine giornata lavorativa, quindi siamo prossimi a sistemare un po' tutto. Comunque io lavoro con ordine e pulizia e cerco sempre di consegnare la bici pulita al cliente, ordinata e controllata, non solo sul banco ma anche fuori in test. Quindi il ciclo parte dalla pulizia al controllo generale e specifico, al service completo anche di sospensioni, e poi infine si va anche a testare al di fuori, perché non tutto quello che si vede sul banco poi in realtà ci possono essere delle accortezze che si vede mentre si va in bicicletta. Bene, detto ciò, vado avanti e ti lascio continuare a lavorare perché vedo che hai un bel po' di bici da consegnare oggi. Esatto, sì, oggi è venerdì. Guarda, se passi domani, caffettino di prima mattina. Va bene? Ottimo. Ciao, alla prossima. Ciao. E ora si riparte.